Dici. Forza Napoli. Devi partire con amici bellini. Amici bellini! No, non si può rifare, non c'è tempo per fare nulla, ma c'ho la tavola pitagorica presso i comandamenti, i 10 comandamenti. I 10 comandamenti sono i 10 gol del Napoli contro l'Ajax. Allora, commento a caldo molto veloce, se vi siete visti la reaction del primo tempo, perché non potevo fare altrimenti, però sono riuscito a guardarmi senza registrare gran parte anche del secondo tempo, un po' mentre mi organizzavo, insomma, perché bisogna fare il che fare, c'è del lavoro. Sta pure Jeffrey Bezos, vedi? Jeffrey Bezos, lo lasciamo dove sta. Allora, amici bellini, vediamo se riusciamo ad arrivare. Lasciate il like, andatevi a vedere la reaction. E iscrivetevi al canale, perché questo è il Napoli europeo più bello mai visto nella storia dei Napoli europei, probabilmente perché si impone. Vediamo se riusciamo ad arrivare a 10 cose belle. Poi c'è una cosa brutta, ne vedo una sola, e poi c'è quella preoccupazione che vi ho detto nella reaction, dove poi si potrebbe rompere il giocattolo, perché i più prudenti, più pessimisti, dici ma dove si rompe, perché pure l'anno scorso siamo arrivati, però questa è la 9ª vittoria consecutiva, quindi siamo a 9, e questa è un'altra delle cose belle, quindi 10 gol, 9 vittorie consecutive, e siamo a 2 cose belle. Un'altra cosa bella, fammi vedere, è il gol di Lozano, perché se Lozano Kvara l'ha sbloccato, e vedi che gli riescono le cose, se ne va, controlla anche con il sinistro, se ne va all'interno, cosa che i rumori, cosa che non è proprio capito, facile per lui con il destro. Il gol di Lozano vuol dire che ha sbloccato probabilmente mentalmente il ragazzo, che sta sorridendo, eccetera eccetera. Un'altra cosa bella, a parte la parata di Meret, sicuramente, ragazzi, il gol di Raspadori, cioè quello, già quel gol di Lozano è bellissimo, ma il gol di Raspadori è qualche cosa di... cioè il gol di Raspadori, quindi partiamo dal presupposto che il gol di Raspadori da solo, preso senza pre e senza post, Raspadori che carica il sinistro, che non dovrebbe essere il suo piede, la mette nel set, fortissimo, preciso, imparabile. Il gol di Raspadori da solo. Ma se tu fai rewind e vedi come ci si arriva al gol di Raspadori, l'assist di Kvara, lo scambio tra Kvara e Zielinski, Oliveira che va, quella catena di sinistra è una delle cose belle di questo Napoli. È brutto, questo capello, poi non aiuta il vento, ma già vabbè, però mi devo fermare, già, perché poi vi viene il mal di testa, vi viene il mal di mare. Allora mi vado a sedere, va, perché lo so che poi protestate e avete anche ragione a protestare, è colpa mia. Un'altra cosa bella, vediamo, perché io poi me le sono scritte, forse sono 3 le cose brutte, lo sapete, vediamo se me le ricordo, se mi arrivo a ricordarmele. Un'altra cosa bella è l'ingresso di Ndombélé. Ndombélé mi è sembrato finalmente più pronto, più attivo su quei palloni, un pochino più preciso, e porta anche al rigore netto. Forse le cose brutte sono 4. Vediamo se ci arrivo così, 10 cose belle, 10 cose brutte. La cosa bella è che il Napoli non si ferma, il Napoli prende un gol, ti potevi mettere lì, capito? E invece no, continui, benissimo. Poi prende pure quell'altro gol, e una delle cose brutte sono questi arbitraggi, perché il Milan ha fatto il dossier. Ho visto Cesari fare il dossier perché vengono penalizzati dagli arbitri il Milan. Benissimo, è giusto, quel rigore era scandaloso. Se avessero dato quel rigore contro il Napoli, veramente ci saremmo fatti afferrare per pazzi, eccetera eccetera. Quel rigore sul Milan con il Chelsea è scandaloso. Ma questo qua è altrettanto scandaloso, se non peggio, perché Juan Jesus sta con le braccia così, l'attaccante si tira lui la maglietta proprio a uncino così, se lo porta a terra, quello dà il rigore, non va nemmeno a guardare, eccetera eccetera. Guardate che è scandaloso, e guardate che noi lo diciamo quando si vince. Attenzione, perché il Napoli non è calcolato, non è considerato.
Questa è una cosa gravissima che dobbiamo considerare assolutamente, perché poi arriveranno le partite, quelle là toste, quelle là dove non riesci a segnare, ti serve segnare con un rigore, oppure ti serve che non ci sia un rigore inventato per gli altri, e io vado su tutte le furie, sto montando su tutte le furie, ho montato su tutte le furie, quindi la cosa brutta è, un'altra cosa brutta è l'infortunio di Anguissa. Noi abbiamo detto tutto a posto, è bene giocare con i titolari eccetera eccetera, però Anguissa l'ho visto un po' in flessione, un po' di flessione, ovviamente nessuno, non sono un medico, non posso dire se loro i dati così, però si è fermato Anguissa, speriamo che non è niente di grave, e speriamo che Ndombélé lo può sostituire, speriamo che Demme rientri nelle rotazioni, perché questo equilibrio, questo Napoli fantasmagorico, questa bellezza, questa continuità di corsa e questa facilità di prestazione, quel centrocampo lì che fa girare tutto, perché Lobotka è sontuoso ancora una volta, Zielinski era stato proprio il ballerino del centrocampo, tutto sulle punte, fantastico, e poi c'è Anguissa che dà quell'equilibrio avanti, indietro, alto fisicamente, lo ha detto Spalletti, fa la differenza. Quando togli Anguissa devi mettere Osimhen, e Osimhen è una delle cose belle. Osimhen è una delle cose belle perché io l'ho chiamato Osigioco, è il nuovo soprannome, sappiatelo, Osigioco oppure Fuorimen. Mi dite voi nei commenti quello che preferite, perché è sempre in fuorigioco. E allora uno si può dire, ti mangi il gol facile davanti alla porta eccetera eccetera, no, io non me la prendo con quelle cose là, quelle sono cose che capitano, anche Ronaldo il fenomeno poteva sbagliare un gol a porta vuota, forse lui no, però io non me la prendo con quelle cose qua, me la prendo però quando tu sei in costante fuorigioco, e uno dei fuorigioco che ho visto, lui aveva la linea dei difensori davanti agli occhi e non ha saputo fare i passettini di Callecon, la mezzaluna come dicono quelli bravi, e sei finito in fuorigioco e poi hai sprecato un'occasione. Quindi Osigioco, però segna, e non l'ho visto nemmeno il gol, so una cosa dove lui si è andato a rubare il pallone dove se lo doveva rubare, intercetta la linea di passaggio. Charles! Say hello to my friends. Hola! Hola, l'ha detto pure in spagnolo, però noi abbiamo vinto con la... Let's go! Insomma, quindi una delle cose belle è sicuramente Osimhen. Una cosa che non... il body language di Elmas. Mi sembra che Elmas si sia un pochino rotto i coglioni. Ho paura che si senta fuori da questo gruppo di amicizie, eccetera, eccetera. Se oramai Simeone probabilmente si è abituato, e fa bene Spalletti anche a citarlo in conferenza, dice mi è dispiaciuto per Simeone, eccetera, eccetera. Ho paura che Elmas lo stia un po' perdendo. Questa è una cosa da valutare, però a noi ci interessa più il Napoli, onestamente. Quindi se il Napoli va bene, che ben venga anche il sacrificio di Elmas, perché non si può, noi dobbiamo tifare per il Napoli. Quindi il rigore netto, le cose, il rigore di Kvara, il rigore tirato da Kvara, tra l'altro netto, ci è servito il VAR, quella è una cosa bella di questa partita. Quindi voi nei commenti mi dovete dire a quante cose belle siamo arrivati, perché la tira forte, potente, imparabile, forte, precisa, e come lo voleva quel pallone. Altra cosa bella sicuramente è che Osimhen gli ha dato il pallone, ha detto vai, tiralo tu. Non lo so quali fossero le dinamiche, gli equilibri, però è bello che gliel'abbia dato, e che poi Kvara l'abbia segnato, perché Kvara si deve sentire protagonista anche del gol, perché nella sua nazione glielo chiedono, probabilmente quello è giovane, ancora non sa quanto valgono gli assist anche nella valutazione di un giocatore giovanissimo, il più giovane della cucciolata, ricordiamocelo, una cucciolata di ragazzi veramente straordinari che hanno una continuità di prestazione in questo periodo. Ecco la preoccupazione, ecco, ci siamo arrivati, perché poi i rigori inesistenti, Osi fuori, Osi gioco, Lozano, Politano, Elmas, Kvara netto, il rigore, Ndombélé, Osimhen, eccetera eccetera. Taylor mi piace. Sapete dove potrebbe accadere? Che per amicizia, perché c'è amicizia nello spogliatoio, per stima, per eccessiva stima. Quindi non voglio parlare della presunzione, perché non credo che il Napoli possa diventare presuntuoso. C'è stato un paio di occasioni di Kim dove lui ha fatto un po' la culibalata lì di presunzione, eccetera, eccetera. È grande partita di Oliveira, tra l'altro. Non riuscirò mai a dire tutto. Domani ci sarà analisi tattica, eccetera, eccetera.
La paura è che i compagni si stimino troppo e diventino troppo ottimisti. Questa è la mia unica paura. Dice, vabbè, tanto Di Lorenzo è forte, tanto ci pensa Kim, tanto ci sta Rachmani, Juan Jesus è affidabile. Non la devo fare la corsa in più. Ecco, questa potrebbe essere l'unica paura. Ho visto dei micro momenti della partita in cui è mancata quella corsa in più. Poi altri momenti in cui si è fatta. Infatti Spalletti esalta i movimenti in difesa di Kvara. Questi sono degli animali che vanno ammazzati, lo dice proprio non lo voglio fare in diretta, però questi qua rovinano i raccolti e danno problemi a tutti, cioè un'invasione di questi animaletti. Quindi essere troppo ottimisti, non faccio la corsa, tanto mi fido perché il mio compagno è bravissimo e sta crescendo questa autostima dei ragazzi. Ecco ragazzi, sta tutto a Spalletti. Gli urli che Spalletti ha fatto con i rumori delle cose che arrivano, gli urli di Spalletti, Gattuso urla sempre, sta in no, sono importantissimi. Gli urli di Spalletti per tenere alta la tensione anche quando stai vincendo, per non essere mai troppo ottimisti e non avere troppo fiducia nel tuo compagno. Corri che puoi mettere una pezza nel caso in cui succeda che. Questa è la mia chiosa. Da New York vado a fare il che fare. Valerio Fluido è tutto. Domani grandi situazioni, video contro video, perché bisogna godere. Siamo passati, ci siamo qualificati in grande anticipo, numeri pazzeschi, record distrutti. E che bellezza!